Centro Anch'io, Centro Anch'io. Amici, ben ritrovati. All'angolo tra Via della Pace e Via Cairoli c'è Palazzo Martinengo della Motella. Centro Anch'io. Questo palazzo venne costruito tra 500 e 600 dal conte Camillo Martinengo della Motella, discendente di un ramo della famiglia Martinengo Colleoni, che possedeva il borgo di Martinengo a Bergamo, nonché altri centri bergamaschi come Urgnano, Romano, Malpaga e centri bresciani come Urago d'Oglio, Padernello, Quinzano d'Oglio e Motella. Molto caratteristico di questo palazzo, che ha una forma ad L, è il balconcino angolare che si affaccia su Via della Pace e su Via Cairoli. Sul portale di legno in Via Cairoli è possibile vedere bassorilievi simbolici di spade, scudi, elmi, armi ed armature, tipiche di molti edifici bresciani come la Loggia, che rappresentano il valore in battaglia e l'eroismo combattivo. Non a caso uno dei fondatori della nobile famiglia è stato il condottiero bergamasco Bartolomeo Colleoni, di antica stirpe longobarda. Dopo varie successioni familiari che coinvolgono i Martinengo, i conti Calini e i conti Ducco, il palazzo cadde in decadenza. Fu seriamente danneggiato nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Il balcone ad angolo fu distrutto ed è stato ricostruito solo recentemente. E nel dopoguerra venne addirittura usato come magazzino. Solo dal 2001 in poi è stato restaurato ed è tornato allo splendore di un tempo. Bene, state a sentire, andasso e su dalla cantina saria la ottantina. Vero o falso? Tra 60 secondi vi sveliamo tutto, restate con noi. Centro Anch'io. Da Palazzo Martinengo della Motella, angolo Via Pace con Via Cairoli, riprendiamo il detto, andasso e su dalla cantina saria la ottantina. Vero o falso? Andiamo subito a chiederlo. Allora, andando su e giù dalla cantina si arriva all'ottantina, 80 anni. Non mi dica che lei è mansardato però. Abbastanza. Vivo abbastanza in alto. Ha la cantina? No, la cantina non ce l'ho, però vivo al primo piano, quindi non ho l'ascensore. Quindi va bene, dai, arriverà alla novantina anche lei. Quindi, dai. Speriamo di sì. Su e giù dalla cantina si fa ginnastica e si arriva a 80 anni. Ecco, non solo per bere il vino, no? No, il sostegno, perciò. Beh, ma lei arriverà a 130 anni. Grazie. Andasso e su dalla cantina saria l'ottantina. Guarda che cerca l'aiuto della moglie. No, aspetta, hai detto ancora andando sotto la cantina? Oppure Si applica, eh? Guarda che ti fa il mimo. No. Andasse e su dalla cantina Giù, su e giù dalla cantina, poi saria all'ottantina. Questo è difficile. arriva là all'ottantina. No, vai su all'ottantesimo piano, sì. L'era, perché fa bene il movimento. E lei ce l'ha la cantina? Velò la cantina è anche grande. Non so, faccio e su. Su e giù sempre. Ah sì, perché bere vino fa bene. Sì? Non troppo, Siamo stemi, per cui. Prego? Mi sembra che dica questo, se uno beve il vino vive fino a 80 anni. Magari basta fare le scale della cantina senza toccare vino. Ah sì, è vero, ha ragione, le scale, sono le scale che fanno bene. Lei fa le scale? Sì, sempre. Infatti, sempre giovani. Bene, auguri. Andare su e giù dalla cantina si arriva all'ottantina. Hai capito il brindisino? Sulla cantina mi ha afferrato però, eh? Bravo. Vino buono? Lei ha la cantina? No, Però il vino buono. vino buono. Tu sei di Brescia? Manco per sbaglio. Sono calabrese d'origine. Ma allora mi mandi da Daniele. Appunto, è per quello che te l'ho detto. Andasso e su dalla cantina. Su e giù. Dalla cantina. La cantina è facile, Saria alla ottantina. Ottantina si arriva a 80 anni. Daniele, lei è una cantina? No. Andasso e su dalla cantina saria la ottantina. Insomma, salire e scendere dalla cantina, continuare su e giù dalla cantina, si va all'ottantina, si arriva all'ottantina o forse anche oltre. Insomma, l'attività fisica mantiene giovani e in forma, a patto che non si scenda un po' troppo spesso in cantina per bere troppo vino. Grazie amici per essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima puntata di Centro Anch'io.